Le vecchie miniere vanno in esaurimento, come stanche creature umane dai grigi orizzonti. Si smantella Serbariu, aperta nel 38. Senta lei. A me? Sì, buongiorno. Buongiorno. Il suo nome? Murgia Luigi. Da quanto tempo lavora qui a Serbariu? Dal 1938. E senta, ricorda nel 39 una troupe cinematografica che venne qui a lavorare? Sì, mi ricordo che siete venuti in visita. Le dispiace se le facciamo qualche domanda? Prego, faccia pure, rispondo molto volentieri. Grazie. Senta, quanto produceva al giorno con la sua squadra? Beh, secondo la forza del giacimento come era. E se era bello rendeva di più. Com'era retribuito? A berline, a cottimo. E oggi? E oggi è un cottimo globale. Le dispiace che si chiude Serbariu? Mi dispiace sì. Eppure è giusto che sia così. Serbariu, dopo i milioni di tonnellate che ha dato in oltre 25 anni, non ha praticamente più nulla da offrire. Muore una vecchia miniera, ne nasce un'altra, disegnata sui più moderni criteri della tecnica mineraria. È Nuraji Ficus, che si inserisce in un nuovo tempo sulcitano. Oggi un fermento lievita in tutta la zona. Gli uomini si vanno costruendo il loro nuovo migliore destino. Altra sarà quindi la condizione umana dei sulcitani. Quale? E soprattutto come è organizzata? È una domanda che giriamo all'avvocato Sette, presidente della Carbo Sarda. Vuole, presidente, essere così cortese da darci con una risposta l'avvio alla nostra indagine? Volentieri, ma la sua domanda è talmente ampia e richiama argomenti di così vario interesse che si rende necessario, a mio parere, un chiaro punto di partenza. Sì, certo. Questa terra ha nel suo seno una grande riserva energetica. Si valuta a circa 600 milioni di tonnellate di carbone, calcolando soltanto i giacimenti già accertati. Tuttavia ci sembra di sapere che non è da molto tempo che si chiede carbone al Sulcis, è vero? Infatti, le miniere sono molto giovani, esse datano da appena 30 anni e l'escavazione fu portata a notevoli dimensioni in poco tempo. In tanto poco tempo da provocare fenomeni di disegno e struttura che hanno lungamente pesato sulla vita della società. E questo sempre? Veramente no. Finché si è trattato di estrarre carbone in regime autarchico, problemi non ne sono esistiti. Non ne sorsero neanche nell'immediato dopoguerra, data l'estrema difficoltà di approvvigionamento dall'estero. Ma quando i rifornimenti di materie prime e combustibili si normalizzarono, si affacciarono i problemi, specie quelli dei costi di estrazione. Tanto che nel 1957 il governo italiano decise di formare una nuova amministrazione per la Carbo Sarda con il compito di studiare le possibili soluzioni di risanamento. Qui ci permetterà una domanda, diciamo così, secca. È vero che il carbone del Sulcis non è della migliore qualità? È un carbone da vapore. Sul suo impiego e sulle difficoltà imposte dall'utilizzo si sono raccontate molte cose, quasi tutte inesatte, perché la tecnica moderna ha permesso di superare brillantemente ogni difficoltà che si opponeva allo sfruttamento di questo carbone. D'altra parte, chiudere le miniere sarebbe stata una troppo semplice soluzione del problema ed avrebbe significato la cancellazione dalla carta geografica della città di Carbonia, formatasi nel 1938 ed anni successivi ed avente nel 1958 una popolazione di circa 50.000 persone e la cui esistenza è decisiva per un interland economico forte di altri 100.000 abitanti. Da tutte le province d'Italia, anche le più lontane, furono sollecitati minatori per le nuove miniere sarde. In brevissimo tempo in più di 15.000 vennero qui a lavorare, a godere di un tetto, a configurarsi e a costruirsi una nuova vita. Carbonia fu posta all'ordine del giorno della nazione e vi rimase per molti anni. Improvvisamente un vento, ma la casa era stata costruita e come in tutte le case degli uomini, lì vi era passata la vita con le gioie, i dolori, i ricordi tenaci e tutto ciò che di un suolo, anche se aspro e sudato, ne fa una patria. 16.000 uomini non potevano essere umiliati, non potevano essere dichiarati superati come una merce. Il problema del risanamento della Carbo Sarda fu quindi affrontato nel 1958 con uno studio che, rappresentando altre soluzioni,
ne raccomandava come unica possibile ed al limite, ripeto, al limite, quella che poi fu adottata. Eccoci a nord del bacino del Sulcis. Si profila quel poco che affiora di ciò che sotto si sviluppa e si organizza come miniera moderna. Si chiama Seruci. Seruci, Serbariu. Due suoni tanto vicini da sembrare un'allitterazione. Due località dello stesso territorio, non molto distanti tra loro. Tuttavia due miniere appartenenti a due tempi diversi, a due mentalità, due metodi, due politiche diverse. Lontane tra loro più dei 15 chilometri che le distanzia, dissimili più dei 25 anni che le separa. Unica eredità, gli uomini, quei minatori che sono rimasti qui, piantati come i cardi selvatici che dicono di no, perfino al forte vento della Sardegna. Non li vedi se non quando arrivano o partono, perché poi si incorporano alla montagna, la strutturano, la governano, pronti a difenderla fino in fondo, per un tenace e misterioso vincolo che sa di passione. Alcuni dicono che la miniera è una cosa viva, un animale. Che tipo di animale è? Feroce da addomesticare, mansueto da allevare? Com'è? È un animale non mansueto affatto, ma che la volontà dell'uomo cerca di dominare con la sua intelligenza. In fondo, la risposta che ci attendevamo. Questo è il sentimento che i minatori hanno della loro miniera. Più singolare invece è una frase dell'ingegner Carta, direttore generale della Carbosarda, il quale ha affermato che sarà felice il giorno in cui più nessun minatore scenderà nei pozzi. Vuole ingegnere spiegarci il significato di questa affermazione? Sì, fu 2 anni fa circa. Al termine di una trattativa sindacale dissi queste parole. Ma ora ricordo che 10 anni fa Ungaretti, qui in visita alla miniera di Seruci, con un gruppo di letterati e di poeti, al termine di una mia esposizione su quanto andavamo programmando sulla meccanizzazione, disse: ma in fondo l'uomo non è fatto per vivere all'inferno. Perfetto. E dissi e spiegai che ciò che volevamo fare era proprio di aprire una porta al purgatorio. E qui a Seruci questo purgatorio per i lavoratori, per i minatori, come l'avete realizzato? Beh, cerchiamo di eliminare, nei limiti del possibile, lo sforzo fisico dell'uomo sostituendolo con la forza dei cavalli vapore. Cavalli vapore, tanto diversi dal romantico cavallo cieco della minera, che un valente chansonnier canta per i tempi dell'abbattimento con mine e motopicchi, per i tempi dei minatori, muscoli e sudori. L'uomo era come il piccone o anche come il martello pneumatico, soltanto uno strumento di lavoro, là contro la parete avara. Oggi è un conduttore di macchine qualificato ad alto livello meccanico ed elettrico. In 2 frasi, una rivoluzione. In una radicale trasformazione, un incredibile incremento del rendimento. E questo è un risultato che merita di essere sottolineato. L'ultimo rendimento raggiunto prima dell'interruzione bellica nel 1942 era di 450 kg uomo turno all'interno. Alla ripresa della produzione, il rendimento subì una lenta evoluzione per raggiungere nel 1953, anno di nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i 609 kg uomo turno. Il bacino del Sulcis si inseriva allora nel quadro dei bacini carboniferi europei della Ceca, come il fanalino di coda, di molto distaccato da tutti. Oggi il rendimento si è moltiplicato di oltre 7 volte e il Sulcis è in testa. La miniera di Seruci ha già un rendimento pari a circa 8 volte quello registrato nel bacino all'atto della ripresa post-bellica e punta, insieme alla nuova unità di Nuragi Ficus, verso livelli nettamente più alti. 8 volte più del dopoguerra. Ciò vuol dire che se per estrarre poniamo 35 quintali di carbone al giorno occorrevano 8 uomini, adesso ne basta uno soltanto. E per amore di precisione, quest'uno oggi è un meccanico minatore, mentre quelli di allora erano soltanto minatori e cavalli ciechi della miniera. I cavalli vapore, sostituendo lo sforzo fisico, caratterizzano l'attuale purgatorio che tuttavia, come ogni purgatorio, è soltanto uno stato di transizione. Sono infatti in corso seri studi per la realizzazione di processi automatici sia nel campo di governo delle macchine, sia in quello del controllo della sicurezza, sia in quello più complesso dell'organizzazione del lavoro. Automazione da raggiungere al più presto, perché la fisionomia industriale della zona può mutare in tanto breve tempo da rovesciare il problema sociale che si poneva alla data di avviamento del programma. La manodopera, cioè, invece di affollarsi come un tempo, lusingata dalle nuove occasioni di superficie, potrà rapidamente fuggire dalle miniere. E invece l'uomo, anche in periodo di massima automazione, rimane il primo motore di ogni attività. Una macchina è più o meno potente, più o meno capace di determinate prestazioni, ma per attuare queste capacità teoriche,
Per tradurre in risultati pratici queste caratteristiche tecniche è sempre lui, l'uomo, l'indispensabile. Lui soltanto può sposare una macchina con la difficile realtà della natura mineraria. È quindi a questi minatori che va il merito fondamentale dei risultati raggiunti, per la loro flessibilità, per l'intelligenza di aver capito ciò che da loro si chiede, dove si vuole arrivare e come realizzare una moderna produzione di carbone. Così il carbone arriva in superficie, migliaia di tonnellate al giorno. Cosa se ne farà di tutto questo carbone? Il carbone è una merce povera, anche se carica di fatiche. Non può andare lontano, sarà trasportato laggiù. La centrale elettrica di Portovesme, attualmente la più grande d'Italia. 500.000 kW di potenza che potranno dare oltre 3 miliardi di kilowattora all'anno, utilizzando ogni anno oltre 1.600.000 tonnellate di quel carbone che si estende fino al sottosuolo della stessa centrale. Le armature si sviluppano e creano suggestioni, scorci e volumi di sapore avveniristico. Tutto d'altronde qui si colora d'avvenire. E dovunque l'intelligenza dell'uomo ha meglio risolto i tanti problemi tecnici connessi con la progettazione e costruzione della centrale, lì è stata sollecitata la collaborazione, sicché a Portovesme, il giorno prossimo dell'inaugurazione, ben 13 bandiere potranno sventolare unendo le loro fiamme di colore nel simbolo di una fraternità molto più avanti nel campo della tecnica che in quello politico. Lo sguardo all'avvenire, costante nella realizzazione di quest'opera, ha portato a predisporre piani di ampliamento di grande respiro, nonché ad adottare, in alcuni settori, soluzioni tanto nuove da apparire a mentalità tradizionali ardite o addirittura azzardate. Ma la Sardegna non può più andare a carbone. Il buono, l'umile, il generoso carbone, tanto spesso bistrattato da chi dimentica che proprio da lui partì la civiltà industriale. Sono necessari metodi avanzati che garantiscano di reggere il più a lungo possibile al passo gigantesco del progresso. Non si vedranno più quindi i cumuli di rifiuti di laveria, montagnole punteggiate da fili di fumo altissimi e tenaci, che sorgendo così senza fuoco dal suolo, evocano terre destinate ad oracoli e a misteri. Per qualche romanticheria in meno, una grande utilità in più. Quel fumo indica infatti che una notevole percentuale di carbone, pur lavato mediante costosi sistemi, resta imprigionato ai rifiuti. Qui invece tutto viene bruciato direttamente, senza peso di trasporti e senza lavaggio, costi onerosi, che unitamente alla perdita di combustibile lasciato fumare al sole, fanno salire a 100 quel carbone che a bocca di miniera costa all'incirca la In metà. tal modo il carbone si avvicina a tutti gli altri concorrenti quale produttore di energia elettrica. È esatto? Sì, si tratta in realtà di un sistema che collega vari elementi che agiscono in senso parallelo, aumento di produttività e quindi aumento di competitività da una parte, utilizzo diretto ed integrale dall'altra. Ma ciò che particolarmente ritengo interessante sottolineare è la realizzazione di una interconnessione in corrente continua con il continente. Interconnessione che oltre alla sua insostituibile funzione tecnica permette di dare al carbone sardo un mercato di collocamento dell'energia in esso contenuta indipendentemente dall'esistenza di una domanda isolana. Da Portovesme
una potenza di miliardi di kilowattora all'anno, articolata all'intero sistema distributivo dell'isola, pronta e disponibile mediante un anello a 220.000 volt. L'energia del sottosuolo del Sulcis si spanderà su tutta l'isola ed alimenterà i progettati centri di sviluppo industriale. Infine, a mezzo di un elettrodotto in corrente continua, che sarà interconnesso nei due sensi con la rete nazionale, l'intero sistema avrà assicurata la riserva pronta di potenza e la necessaria possibilità di regolazione di frequenza. Se essere partecipi di una realtà economica significa elementarmente dare e avere, la Sardegna, con il suo poter dare energia alla rete nazionale e contemporaneamente con il poterla ricevere, potrà veramente superare l'ultimo isolamento, grazie ad una forza che si sprigiona dal suo sottosuolo. I risultati di questo programma potranno essere compiutamente giudicati fra 3 o 4 anni, quando saranno venuti in essere tutti gli elementi da noi presi oggi in considerazione. Noi confidiamo che il giudizio sarà positivo per gli innegabili vantaggi che avrà portato alla Sardegna. Ma com'è a vederla da presso questa zona della Sardegna? Il fiume della vita, composto, puntiglioso e buono, pare abbia un moto lento e solenne, sino al solicello della vecchiaia. Eppure i giovani sfrenano per le strade la loro ricchezza e si impegnano in mestieri moderni con le virtù antiche di millenni. Altissime ciminiere, bandiere di una moderna civiltà meccanica, contrappuntano i paesi che guardano la felicità del Mediterraneo aperto. Le donne, belle come sempre, s'affrancano per una nuova aria pulita. E i bambini, uguali a quelli di tutto il mondo, come quelli gioia, come quelli puledri, come quelli erba tenerissima e verde che si farà grano sotto il libero sole. Un sole che imbionda le spighe e luccica il carbone. Questo grosso personaggio sempre presente in scena nella vicenda del Sulcis. Per lui ancora e per poco, quotidianamente, scendono a contare le centinaia di metri nei pozzi i minatori ed hanno lo sguardo pensosamente rivolto in su, al paradiso che è su e che attende chiunque se lo può meritare, conoscendo, comprendendo e amando natura e uomini di questa terra.